L'Agenzia regionale per la lingua furlane ha inviato un progetto finanziato dall'Unione Europea che riguarda il sviluppo dell'uso della lingua furlane nella pubblica amministrazione. Non sta presente il presidente dell'Arle, Feroz Cisilino. È un progetto importante che avviota la possibilità di collaborazione tra i sloveni e i furlans e avviota anche grandi e importanti attività con i soggetti che attingono di Catrabanda dal confine, quindi l'Università di Lubiana, ma anche autorità e comunità che stanno a ponte tra Slovenia e Croazia, che non fa un lavoro di piacere proprio perché può dare in parte in camp non nome l'inestris buone attività perché riguarda la parte furlana, ma anche confrontarsi con che fasi in che altri se parta chiaramente un contributo di tutti i due libandis che può far crescere l'utilizzo non nome burocratico ma anche legale dalle nostre lingue minoritari o comunque lingue locali.